Fondazione Radio Magica Onlus presenta Il Ponte del Diavolo. Illustra Violetta Lopiz. Il Ponte del Diavolo è molto caro ai cividalesi. Si tratta di una costruzione massiccia, alta 22 metri e mezzo, che sta salda sul greto del fiume Natisone, nella parte più famosa e centrale. Inizialmente era di legno, ma poi nel 1400, per resistere alle piene del fiume e alle raffiche di vento invernali, fu costruito in pietra, con ampie arcate e un massiccio pilastro centrale che poggia le sue fondamenta su un enorme masso naturale. Dicono che questo masso sia stato trasportato di notte dalla mamma del diavolo in persona per aiutare il figlio che aveva fatto un patto con gli abitanti di Cividale. «Vi aiuterò a costruire il ponte», aveva detto il piccolo diavolo. «Ma voi poi mi darete da mangiare la prima persona che vi transita sopra». Fu così che il diavolo e sua madre misero una bella pietra in mezzo al Natisone e poi fu costruito il ponte, come lo vediamo oggi, con gli archi altissimi. Ma poi i cividalesi ebbero la meglio. Fecero passare un animale sul ponte, forse un cane, forse un gatto, e così il diavolo non poté impossessarsi di nessuna anima umana, e nemmeno di quella dell'animale, perché quest'ultimo scappò velocissimo ed ebbe la meglio sulla terribile coppia mamma-figlio. Ma volete saperne un'altra? Sempre dal ponte, tanto tempo fa, partì una gara di corsa fra il diavolo e la Madonna. La meta era il santuario di Castelmonte. Chi fosse arrivato per primo avrebbe conquistato la città di Cividale. Ebbene, entrambi si diedero da fare e a un certo punto, qualche chilometro più in là, sulla salita che porta a Castelmonte, in una località che si chiama Portici, entrambi si fermarono a riprender fiato. Si fermarono e appoggiarono i piedi, tanto che c'è la forma di un'impronta femminile che si dice sia stata quella della Madonna. Poi entrambi ripresero il volo per arrivare al santuario fino alla cripta. Quando il diavolo arrivò, trovò la Madonna che lo aspettava e fu così che ne uscì sconfitto e, come nelle migliori leggende, andò a sprofondare all'inferno, creando una buca chiamata Buco del Diavolo, vicino al Monte Spic. Di questa storia è rimasta una statua nella cripta, solo che la Madonna è stata sostituita dall'Arcangelo Michele, che schiaccia un diavolo nero, dalle sembianze a metà tra un vampiro e un pipistrello. Che paura! Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Il Ponte del Diavolo, costruito in pietra a partire dal 1442, Cividale del Friuli. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.